Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Max Payne 3, pronti per una nuova avventura all'interno del fantastico hotel che stiamo svuotando con le nostre pistolone. Ci ritroviamo un po' più avanti dall'ascensore, infatti ho fatto qualche metro all'interno del corridoio e vediamo quello che riusciamo a fare. Abbiamo recuperato un bel fucile monocolpo e praticamente ci sono dei banditi rompiscatole che dobbiamo far fuori e praticamente ci stanno un po' distruggendo perché abbiamo impostato la modalità difficile e praticamente i nostri antidolorifici devono essere fondamentali. Allora scegliamo qualche arma più soddisfacente a questo combattimento a fuoco. Io direi che le tue... Oh mio Dio, sei quasi morto. Uccidi il nemico per un'ultima chance di sopravvivere. L'ho ucciso. Bene. Siamo vivi? Wow, ci sta quasi uccidendo. Ecco un altro. Merda, vattene via, brutto stronzo. Trovati un lavoro. Non sei proprio un gran ladro. Vediamo ecco un altro. Ricarichiamo. Guardate che figo, ricarica come ricaricava su Matrix Neo. Uguale, identico. Un altro. Che figa questa modalità bullet time, possiamo continuare a sparare, l'abbiamo trivellato di munizioni. Poverino, gli abbiamo rifatto gli occhi. Ok, pulsanti lampeggianti, apri porte o cancelli. Ricarichiamo, molto bene. Prendiamo qualche altro fucile per ricaricare le nostre munizioni. Tutte con queste berette, ragazzi. Gli piacciono le armi italiane a questi killer americani. Oh, dimentico sempre il nostro bullet time. Allora, come si può aprire questa porta del garage? Bene, con un semplice tasto. Allora, continuiamo. Vediamo un po', diamo un'occhiatina. E stazionamento. Ah giusto, dimenticavo che eravamo in Brasile. Guardate questa bella Range Rover. Fantastica. Questa lasciamola perdere. Ok, sempre macchine di lusso. Questa è una Aston Martin davanti a noi. Allora ti faranno capire meglio la situazione. Cerca gli indizi. Vediamo un po' degli indizi. Addirittura esamina la foto. Praticamente stanno cercando di eliminare qualcuno. Quel ragazzo nella davanti. La cosa bella deve essere famoso il 3 righi. Una fotografia esaminata a terra. E non c'è stato molto d'aiuto perché praticamente il nostro unico obiettivo è salvare la principessina. Vediamo un po'. Ah, ecco qua i nemici. Vediamo un po', nascondiamoci. Oh mio Dio, adesso riprendiamo con il nostro bullet time. Vediamo un po', questo è il primo colpo, secondo colpo. Bene, due fatti fuori in 2 secondi. Carichiamo. Abbiamo le gambe trivellate di colpi, ragazzi. Vediamo bene, fantastica questa modalità, bellissimo, questa modalità fantastica. Guardate, l'abbiamo trivellato di colpi. Bene, andiamo avanti, il nostro Max un po' sudato. Ehi, sul furgone se ne stanno scappando. Andiamo Max, apri questa sala cinesca dannata. Hanno rapito anche lo sposo. Rodrigo, dove sei Rodrigo? Spariamo alle ruote, la cosa più importante, anche su GTA 4 sempre alle ruote bisogna sparare. Ecco qui, oh mio Dio, adesso sono usciti armati con armi pesanti. Attenzione, gli ho fatto la barba. Ma che hanno le magliette dei calciatori? Quello ha la maglietta del Manchester City, ragazzi, il numero 10, Rooney. Vediamo un po'. Lo so che Rooney non è il numero 10, però volevo dire un giocatore. Andiamo. Ehi, basta. È un po' crudele questo Max. Sono Max. Sta cercando di uscire. Intanto prendiamo questo bel fucilone a pompa ritagliato da questi nostri amici. Lasciamo soffocare un po' il nostro amico là dentro. Era il momento giusto per liberarlo. Benissimo, mettiamoci il nostro fucile a pompa in mano per gli incontri ravvicinati. Magari troviamo qualcuno di spiacevole. Ops, infatti me lo immaginavo. No, attenzione, povero Rodrigo. Questo bandito. Ecco un altro là sotto. Bene. Non facciamo molto i crudeli, ragazzi, a scaricare un intero caricatore addosso ai nostri nemici e risparmiamo le munizioni. Oddio, non mi dite che sono i banditi quelli. Vediamo. Sono i banditi? Ah no, perfetto, la SWAT. C'è ancora qualcuno vivo? Che crudeli, guardate un po'. Ragazzi, mi dispiace ma non ho fatto nessun corso di portoghese, non posso tradurre ciò che dicono, magari con l'inglese un po' sì, ma non si capisce nulla. Guarda, continua dando multas, nagno, pozzanarissa, no, niente, proprio non capisco nulla, tranne vamos, che ormai è anche una parola italianizzata. Rodrigo, a posto? Amico mio, guardate un po' che strage. I fantastici poliziotti di Rio, eccoli qua, guardate che sono fighi. Vogliono mettersi contro questi poliziotti. Ah, la principessa è ritornata al suo amante, molto bene. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops.
I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Abbiamo un pessimo aspetto, Shit, man, abbiamo you look kinda beat up. infatti ottenuto Let's get numerose this load home pallottole and nel then nostro I'll get corpo, you il home nostro too. peso Come on. specifico è aumentato di certo. Guardate un po', siamo pieni di piombo, abbiamo nella giacca diversi buchi. Continuano i soldatini a morire a terra, soldatini. Sono dei banditi maledetti che hanno invaso questo hotel. E chi è questo, ragazzi? Quello di Star Wars, quello lo scimmione di Star Wars. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. L'unico modo che conosce Max di rilassarsi è quello di bere un po' di whisky, alcol, l'alcol poi denominato Kong, una marca mai sentita. Insieme alle pillole c'è uno strapazzabudella. Vediamo un po', ecco infatti il nostro amico che si rilassa un po' a terra, ormai completamente ubriaco. Mi sa che ci giochiamo a Max, ragazzi, perché se continua così sì, dai, anche un bel mal di pancia ci stava nel lavandino. Abbiamo scaricato And un with po' di that, succhi I gastrici guess I was ready for e bed. andiamo a letto, così almeno un po' ti calmi. Si è rimosso tutte le pallottole che aveva in corpo. Abbiamo recuperato sì e no 5 kg, ragazzi. Avanti, raggiungi il tuo letto. Olè, perfetto. In realtà non si addormenta così, amico mio, però in questi casi vediamo un po' che succede. Paragoniamo addirittura l'elica di un elicottero al ventilatore. Capitolo 2, il martedì successivo, ore 23:33, 11:33 pomeridiano. days Ovviamente c'è later, sempre it was back l'alcol to ad work, alimentare il nostro ferrying Max the boss's Payne. broad and his Delle donne dipshit of che a brother bevono, out for the ottima night so they festa could per il recover from nostro their brush ragazzone. with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we gotta do a lot of scrapes, man! Well, we're still here. Hey! Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom! It wasn't just him, huh, Sì, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot Sì, to save sì. everyone. Immagino cosa You were faceva. probably worried about getting blood on your stash. Infatti. Very funny! Thank you, Max. Max si ritrova all'interno di un posto che non è appropriato a se stesso. Infatti abbiamo accanto la scimmia di Star Trek e queste due ragazze che abbiamo salvato però si ritrova un po' spaesato. Sister, shut up. What did you hear, Baba? More bodies turned up where people went missing. It's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding! Siamo arrivati, bene. Hold down, man. Una bella Hey, cenetta di here we are. lusso. Stiamo attenti perché può accadere sempre qualcosa di strano. Ah, guida il nostro caro amico, il nostro personal trainer. Mamma mia che felicità, ragazzi, che squallida felicità. Andiamo. Prego, signorina. Bene, bene. Ecco la scimmia di Star Wars, scusate. Good luck. Grazie, amico mio. Comunque dobbiamo effettuare sempre la nostra solita azione da guardaspalle a questi zoticoni che abbiamo davanti, mezzi ubriachi. Però Max lo tiene molto bene l'alcol, cioè si è scolato 30 bottiglie di whisky Kong e praticamente è ancora sveglio, integro, lucido. Gli è passata la sbronta, tranquillo. Comunque, vediamo un po'. Too hard. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty È funny. un pezzo di ghiaccio il nostro Max, ragazzi, un pezzo di ghiaccio. Oh mio Dio, siamo in discoteca. Vediamo un po' che cosa farà il nostro Max. Sempre un po' giù di umore, ci credo. Dopo tutti i traumi che ha subito all'interno della sua vita, niente lo rallegrerà. Marcel, I think I might have an interesting investment for your brother. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. Non mi piace questa serata, ragazzi. Sento puzza di piombo. You know Vediamo un po'. Anastasia? Troppe spintarelle ci sono. Cioè, questa è gente ricca, ragazzi. Gente ricchissima che va al nightclub con l'elicottero. addirittura. Mamma mia. Sì, dai. Però che ballano. Tutti felici e spensierati. Vediamo il nostro Max dove andrà. Ragazzi, scommettiamo che Max adesso si ferma al bar e inizia ad ordinare qualche whisky. Vediamo cosa succede. Ecco già, un po' stile contro il pubblico. Lo farei anch'io, anzi lo farei anch'io questo stile. Vediamo un po' che fa adesso. Andiamo ad andare avanti. Segue ovviamente l'istinto maschile secondo le donne. Allora vediamo, non si capisce molto perché tutte queste luci un po' distruttive.
bene. Allontaniamoci da questo gorilla che è meglio. Qua ci sono... chi è quello? Freddie Mercury, ragazzi. È rinato Freddie Mercury con i suoi baffetti e il caschetto. Vedete che figo Freddie Mercury. Your table, nothing but the best. Nothing but the second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but Claudio booked in advance. Claudio! Fucking Claudio, he isn't even any good. If he were good, he'd be in Barcelona, Milan, he couldn't make it in Germany. Now he comes back here and acts like fucking royalty. I'll introduce you. Nah, name precisa. Just give me a bottle of champagne, eh? This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the Ecco robotic ragazzi, come vi people. avevo detto, un drink come si deve per tirare un po' sull'animo di Fucking Max. slum. You acts cool with me? What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? About what? What do you do about life? Questo è pazzo, ragazzi. Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck 'em. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Ah, my nigga! Sì, dai, divertiamoci. Un po' italianizzato sempre il ragazzone lì. Vediamo Thank cosa dice God il he was nostro Max. I left. A suoi minute more cari of his pensieri drill dal and I would have profondo to del put a cuore. bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Cosa accadrà adesso? A quanto pare entrerà qualcuno, effettueranno un'irruzione. Infatti questi tizi non mi piacciono, guardate che sono brutti. Questi ragazzoni, eccolo qua. Ho un piacere che lo uccidono a questo stronzone di Star Wars, ragazzi, perché mi sta davvero antipatico. Ecco che sparano in aria, adesso il nostro Max dovrà intervenire. Sì, dai, guardate che figo. Iniziano tutti a spingersi con queste revolver, anzi con queste 44 Magnum. Vale, un colpo, un morto. Anche su Battlefield succede la stessa cosa. Attenzione, attenzione, quel nostro Max che salta fuori. Mamma mia, nuovamente ragazzi, bullet time. Fantastiche queste azioni magnifiche di Max. Numerosi colpi che andranno a trivellare i nostri avversari. Dai, forse riusciamo a uccidere tutti in una volta sola. Benissimo. Una grande azione alla Matrix, ragazzi. È stato addestrato direttamente da Morpheus, il nostro grandioso Max. Prendiamoci un bel antidolorifico. Stiamo attenti. Bene, possiamo sparare anche dalla copertura, un po' imprecisi, però possiamo farlo. Giù. Questo gorilla davanti a noi che si ripara con le bottiglie di whisky. Il nostro peso specifico sta aumentando, ragazzi. Fuoco, fuoco. La nostra beretta italiana continua a spappolare i nostri avversari. I hadn't seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in time. C'è una grande scelta di armi, ragazzi. Possiamo prendere anche le revolver appartenenti ai nostri avversari. Ottimo, ottimo. Vediamo un po'. Ce ne sono altre. Quest'arma sarà molto ma I molto knew if I didn't potente. get to the girls soon, they'd be leaving this place with a price on their heads. I didn't need my Portuguese for Beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company. Andiamo. Nascondiamoci, nascondiamoci. Ci stanno attaccando di lato. Oh mio Dio. Forza, questo stronzo. Quanti colpi abbiamo ancora? Un colpo. Usiamolo bene. Attenzione. Carichiamo. Guardate il nostro Max con i suoi baffetti. Bullet time. Vediamo un po'. Ecco i colpi che andranno a trivellare i nostri avversari. Forza, forza, spacchiamogli quelle testine di merda. Bene. Forza, metti un altro caricatore. Benissimo. Peccato che non abbiamo la ricarica aumentata. Possiamo caricare direttamente 6 colpi. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. Ops, mi dispiace ragazzi, dimentico sempre la modalità bullet time. Ok, gli abbiamo fatto fare un bel salto a Max. Diamo un'occhiata alle armi, revolver. Revolver e una pistolina. Bene, questa può andare bene come tattica. Ok, andiamo. Ehi. Attenzione, una tattica perfetta. Oh mio Dio che ambiente ragazzi. Io credo che potreste avere anche voi un ambiente del genere a casa. Guardate un po', guardate che figo, che divani di alta classe. E soprattutto un bel bar fantastico con queste... un arredamento davvero al top dei top. Andiamo, usciamo fuori, prendiamo una bella boccata d'aria. Oh mio Dio, non dico che sia una buona idea, però è l'unica strada da affrontare. Via, maledetti stronzi. Abbiamo terminato i colpi della nostra revolver. Infatti dobbiamo avanzare solo con la nostra beretta italiana. Crediamoci. Ehi. Maledetto stronzo. Mio Dio, stiamo morendo. Forza. Abbiamo terminato i colpi ragazzi, sentite. Via. Giù.
Ok, molta più tensione ragazzi, ma molto più bello il gioco a questa difficoltà. Avanziamo.